pronti a scendere in piazza al fianco della regione per difendere la pedemontana. Questa è la reazione del mondo produttivo veneto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi con la magistratura ad indagare sulle discariche abusive riaperte durante i lavori in trincea. Rifiuti solidi urbani interrati da decenni subito bonificati e tutto regolarmente descritto da documenti facilmente consultabili in regione. A questo si contrappone la denuncia alla procura che rischia di bloccare i cantieri con inevitabili conseguenze per le nostre imprese già penalizzate. 560.000 imprese. Credo che la pedemontana debba essere finita, non si può ritardare ancora. I dati di questi giorni che abbiamo pubblicato sono chiarissimi sulla situazione dei trasporti in Veneto, sia di merci che di persone. Un ulteriore ritardo vuol dire mettere ancora in condizione le imprese di stallo e questo è impossibile. Ecco perché gli imprenditori sono disposti a scendere in piazza, purché l'opera venga ultimata. È incredibile vedere in questi periodi, quando si blocca l'A4 nella zona di Portogruaro, il traffico di camion che si riversa sul nostro territorio è qualcosa che blocca un po' tutto. Se non riusciamo a creare delle possibilità di movimentazione delle merci, l'economia avrebbe sicuramente dei riflessi. E i numeri sulle infrastrutture alternative di competenza nazionale non fanno altro che confermare ciò che potrebbe accadere se non si completa al più presto la pedemontana. Abbiamo un sistema ferroviario ingessato, 1800 km di rete ferroviaria, di questi 1800, 687 sono elettrificati e gli altri no. E su 1800 km abbiamo solo 30 km di alta velocità, tra Mestre e Padova. E abbiamo il 35% della nostra rete ferroviaria che ancora funziona non più a corrente elettrica ma a diesel. Questa è l'arretratezza, 50 anni di arretratezza. Una arretratezza che contrasta con il nostro dinamismo imprenditoriale e che forse a questo punto suscita invidia a più di qualcuno, pronto ad utilizzare la burocrazia pur di non veder volare il Veneto.